Come promesso in questa puntata di T-Volley ci occupiamo di scoprire una delle società che operano nella B1 femminile in questa stagione, ma non solo. Siamo a Volano per conoscere la Rotoblas Volano Volley. Io sono in compagnia del presidente Vigilio Baldestrini, anzitutto grazie dell'accoglienza. Prego. Ci racconta un po' la società, quando nasce e che cosa fa nel mondo della pallavolo? Allora, la società nasce nel lontano 1992, si è sempre occupata di settore giovanile in primis e poi chiaramente da quando eravamo nelle categorie inferiori abbiamo sempre pensato di fare un certo tipo di scalata. Questa scalata ci è riuscita fino ad arrivare a tutt'oggi che siamo in B1 e siamo contenti di essere in B1. Lei quando arriva qui a presiedere questa società? Io arrivo qui nel 2018 e proprio pochi giorni fa sono stato confermato per altri 3 anni come presidente. Serve tanta passione per realizzare un bel progetto con queste ragazze, insomma non si fa di sicuro per lucro. Serve tanta passione, è detto giusto, serve dedizione, serve lavoro, perché senza il lavoro non si va da nessuna parte e se abbiamo appunto raggiunto i risultati sperati, perché noi speravamo di raggiungere questi risultati, è stato tramite il lavoro. Abbiamo seminato molto e quindi chi semina raccoglie e raccoglie, non ci sono scorciatoie, non ci sono. Tanta pallavolo, ma con lei vorrei parlare anche di progetti sociali perché voi state attenti anche a questa sfaccettatura per questi ragazzi. Guarda, noi già dall'anno scorso ci siamo occupati e ci stiamo occupando di 2 progetti che io personalmente ritengo molto importanti. Partirà a brevissimo, fra qualche settimana, il progetto relativo alla violenza contro le donne e in collaborazione con la cooperativa Punto di Approdo di Rovereto facciamo degli incontri con le ragazze dove si imparano quei comportamenti preventivi per evitare appunto diciamo così la violenza contro le donne, perché di violenza ce ne sono di vari tipi e sono sconosciute. Il personale competente del punto di approdo insegna come comportarsi. Poi c'è un altro progetto. L'altro progetto, brava, mi ha anticipato, riguarda il progetto sull'autismo in collaborazione con la cooperativa Dal Barba, e lì è il progetto di inclusione dove i ragazzi verranno qui ad allenarsi e a socializzare con i nostri tecnici e ragazze. Insomma, la pallavolo non solo sul fronte agonistico, ma anche per divertirsi insieme e fare del bene. Fare del bene è la parola giusta, perché vedere gli altri che stanno bene a me mi fa un'immensa gioia. Ed ora passiamo a parlare più della parte sportiva di quello che è il Volano, questa squadra che sta giocando un ottimo campionato di B1. Io sono con colui che un po' ha costruito questo roster, Simone Zoni, che è il direttore sportivo del Volano. Ciao Simone, anzitutto grazie per l'accoglienza, raccontaci un po' come hai costruito questo sestetto. Ciao a tutti, innanzitutto io sono Volano dall'anno scorso, è la mia seconda stagione questa. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato oltre lo staff tecnico e le ragazze sono rimaste solo 4 e tutto l'altro roster è cambiato in coordinamento con il vicepresidente Michele Boschi e comunque lo staff tecnico. La B1 è un campionato molto importante, è il terzo campionato nazionale, il livello è molto alto. Assolutamente sì, quest'anno poi siamo finiti in un girone molto lontano con trasferte dalla Sardegna al Piemonte, è un livello, il nostro girone comunque è un girone molto livellato all'alto. Obiettivo dichiarato, la promozione? In B1 non c'è la promozione diretta, fanno i playoff solo le prime 3, gli ultimi 2 anni abbiamo fatto playoff, il nostro obiettivo è provare a rimanere lì e giocarci le prime posizioni. Ci fermiamo solo per qualche minuto, c'è un po' di pubblicità, restate lì perché abbiamo ancora molto da raccontarvi del Volano, ma non solo, dopo la pubblicità, a tra poco. Rieccoci insieme, siamo a conoscere il Rotoblas Volano, una società che ha una squadra che gioca in B1 che sta facendo molto bene. Io sono in compagnia dell'allenatore Diego Ficarra, grazie anzitutto per la disponibilità. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ecco, tu sei arrivato a stagione un po' in corsa, hai trovato comunque una squadra in salute. Sì, assolutamente una squadra in salute, ben costruita dalla società nel mercato estivo, si è visto già dalla classifica quando ho preso in mano le ragazze e ho iniziato a lavorare con loro, c'era ampia disponibilità e c'era già un'idea, una struttura di gioco che era già ben evidente, quindi ci ha portato a ottenere subito anche dei risultati importanti per mantenere la classifica che già avevamo. Ecco, come si fa a inserirsi in un gruppo già un po' avviato che comunque si conosce ancora poco perché anche le ragazze sono molto nuove?
In punta di piedi, nel modo giusto, perché entrare a gamba tesa ritengo che non sia la cosa migliore. È la cosa che ho chiesto subito alla squadra, di parlarci, di comunicare il più possibile, perché è quello il segreto per migliorare e riuscire a cambiare le cose che magari in quel momento non stanno funzionando. Ne parlavamo anche con Simone, il direttore sportivo, è un campionato molto di alto livello e che richiede anche un impegno dal punto di vista logistico perché ci sono molte trasferte. Certamente c'è un impegno su tutto, la società fortunatamente ci sostiene e di questo li ringrazio, perché comunque non mancano in nulla nell'apporto che ci devono dare sia nella vita quotidiana durante gli allenamenti, sia la mattina che la sera, piuttosto che nelle partite in casa e in trasferta. È un girone anomalo confronto a quella che era l'abitudine, diciamo, della società, che si confrontava più con realtà friulane, venete, lombarde. Adesso invece si è andata a implementare un discorso sul Piemonte, la Sardegna, quindi anche a livello logistico c'è stato un assestamento che col tempo poi si è iniziato ad avere e a assorbire anche da parte delle ragazze su trasferte lunghe anche di 3-4 ore in pullman. Comunque piano piano si è sempre affrontato meglio questo problema o questa novità, mettiamola così, una novità della stagione. Ci racconti un po' come funziona una settimana tipica, insomma quanti allenamenti, quanto seguite anche la loro vita quotidiana, la loro alimentazione, la loro preparazione fisica? Allora, la settimana si struttura di base su 2 sedute pesi a settimana, 2 sedute video con la squadra, e 4 allenamenti in fascia serale e tra i 3 e i 4 allenamenti mattutini, perché ovviamente è a disposizione, perché ci sono delle ragazze che lavorano, alcune che vanno ancora a scuola, quindi non possono partecipare alle sedute mattutine, però per chi si rende disponibile facciamo dei lavori specifici e andiamo a migliorare certi aspetti sul singolo che magari la sera non hai il tempo perché devi lavorare di più sulla squadra. Per quanto riguarda il discorso del seguire le atlete anche al di fuori, ovviamente noi siamo a piena disposizione, tutto il mio staff è a piena disposizione, dal preparatore al fisioterapista, per garantire loro il meglio, sia a livello fisico, come hai detto te, anche a livello di alimentazione. Se qualcuno ha bisogno di un confronto, di un consiglio, ci si spende per loro. Poi la fortuna è che ci sono tante atlete che sanno già gestirsi in questo senso, e quindi è un vantaggio anche da questo punto di vista, perché possono aiutare determinate compagne di squadre che magari hanno meno esperienza. Ecco, il valore aggiunto di ogni squadra è sempre riuscire a fare gruppo, quello c'è un modo di allenarlo oppure è una cosa di chimica? Entrambe, nel senso che ci deve essere nella chimica. Io non sono un allenatore che pretende a tutti i costi che devono essere amiche, perché comunque imporre una situazione, un comportamento poi è controproducente, ti dà sempre indietro qualcosa di negativo, quindi preferisco sempre che ci sia la naturalezza nel viversi in palestra. Poi ovvio che sta a me come primo allenatore e allo staff di conseguenza seguirmi sulla linea che do in palestra, anche del come viviamo la palestra, del come vogliamo lavorare, del percorso che vogliamo fare, e io sono l'attore principale nel coinvolgerle tutte per cercare di avere sempre più una comunione di intenti, perché è quello che fa la differenza poi su un campionato di un certo tipo piuttosto che di altri. Dopo il primo allenatore incontriamo anche colui che gli dà una mano, che è Simone Gualtieri. Ciao Simone, tu sei anche il direttore tecnico delle giovanili e con le ragazze della B1 fai anche il preparatore atletico, quindi un po' a 360 gradi. Sì, quest'anno ricopro tanti ruoli differenti, ruoli interessanti e ruoli utili, perché partire dal giovanile, sono direttore tecnico, alleno la squadra Under 18 e Under 14 fino alla prima squadra, dove oltre ad aiutare Diego come secondo allenatore mi occupo della preparazione fisica di tutte le atlete. È un ruolo molto delicato, sappiamo che è quello che garantisce continuità durante l'anno per le ragazze. Sì, è un ruolo estremamente delicato, soprattutto nella prima parte di stagione, dove si richiede un maggiore sviluppo della forza. A breve ci sarà il richiamo invernale ed è quello che ci è garantire poi lo sprint finale nella seconda parte di stagione. Parliamo un attimo anche del settore giovanile, com'è quello del Volano, come l'hai trovato, si può migliorare in cosa? Allora, il settore giovanile del Volano è in una fase, diciamo, zero, stiamo ripartendo quest'anno.
Migliorare si può sempre migliorare tutto, a partire, sono io il primo che deve migliorare. Però quello che ci siamo detti è di migliorare passo dopo passo, quindi non cercare grandi obiettivi, non fare il passo più lungo della gamba, ma di procedere passo dopo passo. E noi ringraziamo Simone Gualtieri, lo lasciamo tornare alle sue ragazze, torniamo a Volano a raccontare la formazione del Rotoblas che sta molto ben facendo in questo campionato di B1. Io sono in compagnia del capitano Jessica De Val. Ciao Jessica. Ciao a tutti. Ci racconti un po' anzitutto di te, tu sei proprio trentina e sei il capitano di questa squadra. Sì, esatto, io sono appunto di Trento, 24 anni e questa è la 7ª stagione consecutiva che gioco qui. Come sta andando questa stagione dove state facendo molto bene? Beh, direi che per ora ci siamo tolte delle bellissime soddisfazioni, comunque abbiamo scontrato realtà importanti, quest'anno abbiamo anche cambiato girone rispetto agli anni precedenti, abbiamo cambiato proprio regione, ci siamo scontrati contro piemontesi, lombarde, persino contro una sarda che non c'era mai capitato in tutti questi anni, è stata una bella trasferta e diciamo che per ora le soddisfazioni non stanno mancando. Il livello è sempre molto alto, tu lo conosci bene, com'è il tuo gruppo, che compagni di squadra hai? Ma siamo un gruppo molto vario, diciamo, anche a livello caratteriale, abbiamo tutti caratteri molto forti e diversi tra di noi e stiamo andando d'accordo, c'è comunque ancora da lavorare per conoscerci meglio, perché comunque quando si cambiano compagni di squadra, quando si cambia semplicemente il gruppo, è sempre difficile andare d'accordo fin da subito quando ci si conosce poco. Adesso mano a mano che passa il tempo ci stiamo amalgamando sempre di più e il nostro obiettivo è diventare squadra al 100% sotto ogni punto di vista. Essere il capitano è sicuramente un onore, ma è anche un po' un onere. Senti la responsabilità di dover fare un po' d'amalgama in questo gruppo? Sì, sicuramente, questo è il 4º anno che faccio il capitano, comunque però è sempre una bella responsabilità, per me è anche un grande onore, anche perché comunque dopo tanti anni che gioco qui ho il pubblico che mi sostiene sempre e diciamo che l'arena biancorossa è molto calda come tribuna e quindi per me è sicuramente un dovere, mi sento la responsabilità, però dall'altra parte è un enorme piacere perché sento l'affetto proprio anche oltre che delle mie compagne, delle persone che vengono a vederci. Tornando un po' indietro nella tua storia, qualche curiosità, com'è nato l'amore per la pallavolo? Te l'hanno passato in famiglia? È arrivato per caso? Ma allora io giocavo a tennis, ho giocato tanti anni a tennis e facevo equitazione. Poi vedevo che non ne venivo molto fuori nel tennis, diciamo così, non ero proprio molto portata e mia zia a quegli anni allenava appunto al Marzola, allora una volta mi fa perché non provi a venire con noi, era un gruppo comunque più grande quindi non sarebbe stata la mia allenatrice però era un tentativo e sono entrata e mi sono innamorata di questo sport. Subito centrale o hai cambiato ruoli? Allora, in Under 13 diciamo che si gira un pochino, non partono subito i ruoli. Quando poi hanno stabilito il ruolo ho fatto subito il centrale, ho provato a fare qualche mese da opposto, però diciamo che la mia caratteristica principale non è l'attacco, quindi non ho questo braccione che tendenzialmente hanno gli opposti. Poi essendo stata molto alta già quando ero piccolina mi hanno subito messa centrale. Ringraziamo il capitano, lo lasciamo allenarsi. Siamo giunti al termine di questa puntata di T-Volley, ringraziamo e salutiamo il Rotoblas Volano e lasciamo le ragazze ai loro allenamenti.